Oggi, con un episodio dedicato al periodo del Rinascimento, continuerò a esplorare i principali periodi della musica classica occidentale. Mi auguro che vi divertirete nel seguire anche questo episodio. Vi invito ad ascoltare la musica dei compositori che citerò. La fine degli anni 10 e l'inizio degli anni 20 del XV secolo sono considerati il momento in cui nacque il Rinascimento, che durò fino al XVII secolo. La musica del Rinascimento incarna l'intera portata degli alti ideali e delle qualità eccezionali che si associano al periodo nel suo insieme. La rinascita della creatività umana, una fioritura senza precedenti di arti, lettere e scienze, un'epoca d'oro di scoperte e la vera nascita dell'era moderna. Anche se sono meno conosciuti dei loro contemporanei che si occupavano delle arti visive, i più grandi compositori del tempo, Dufay, Ockeghem, Josquin, Lassus, Palestrina, Bird, devono essere considerati fra i giganti di ogni epoca, grazie al loro impareggiabile mix di tecnica straordinaria ed espressione intensa. Sono numerosi i compositori e le opere che esaltano l'epoca del Rinascimento. Martin Lutero scrisse: Josquin o Josquin des Prés è il maestro delle note. Devono fare come egli vuole, gli altri compositori devono fare come fanno le note. Josquin è la pronuncia latina, Josquin è la pronuncia francese. Pertanto, des Prés è stato uno dei più apprezzati musicisti dell'epoca. Rinascimento deriva in modo naturale dalla parola francese che si traduce rinascita, Renaissance, e si riferisce più letteralmente al rinnovato interesse fra artisti e pensatori del XV e del XVI secolo per la filosofia e la cultura delle antiche Grecia e Roma. Più in generale si tratta della rinascita della creatività umana, avvenuta durante questo periodo, una fioritura senza precedenti di arti, lettere e scienza, un'epoca d'oro di scoperte e la vera nascita dell'era moderna. L'età di Leonardo, Michelangelo, Erasmo, Copernico e Colombo. Anche se forse oggi è meno conosciuta, la musica del Rinascimento è ugualmente degna di questa alta stima, perché i più grandi compositori dell'epoca raggiunsero un successo artistico pari a quello dei loro contemporanei più famosi, che però si occupavano di arti visive e letterarie. I primi segni di un'estetica musicale rinascimentale apparvero nelle opere dei compositori inglesi del XV secolo, come John Dunstable e Lionel Power, nei quali troviamo un contrasto fra una nuova enfasi alla semplicità e alla piacevole consonanza con lo stile più educato e austero del tardo Medioevo. In breve tempo, i compositori del continente, in particolare quelli francesi, presero atto del nuovo stile, che ampliarono a livelli espressivi ancora maggiori. Citiamo in particolare Guillaume Dufay e Gilles Banchois, che operarono dagli anni 30 agli anni 50. Delle due generazioni successive emerge una serie di compositori di alto livello, per lo più dalla regione conosciuta come Fiandre, Francia settentrionale, Belgio meridionale. Prima ci furono Johannes Ockeghem e Antoine Busnois, che operarono negli anni 70 e 80. Poi seguì l'epoca d'oro di Josquin des Prés, fra il 1490 e il 1520. Allo stesso periodo appartennero fra gli altri Henri Isaac, Loisé Compère, Jacob Brecht. In effetti, Josquin deve essere considerato fra i più grandi compositori di qualsiasi epoca per il suo impareggiabile mix di tecnica straordinaria ed espressione intensa. Così facendo,
Josquin e i suoi contemporanei adempirono la promessa della nuova filosofia dell'umanesimo, anche se sempre in abbinamento alla profonda convinzione religiosa dell'epoca. I generi dominanti di questo periodo, che va dal primo all'Alto Rinascimento, tutti canori, includevano il ciclo religioso della messa e il mottetto, nonché la chanson secolare o amor cortese. Dal 1530, tuttavia, si affermò un nuovo genere canoro secolare più letterario, che riguardava sia i compositori che il pubblico, il madrigale, la cui popolarità fu aiutata dalla nascente industria della stampa musicale. Nella sua fase iniziale, fra i compositori di madrigali più importanti ci furono Jacob Arcadiol e Cipriano de Rori e, nella cosiddetta era classica, Orlando de Lassus e Adrian Villard. Con questo non si vuole suggerire che i generi religiosi abbiano avuto un ruolo inferiore nel tardo Rinascimento, dal momento che tutti i migliori compositori, Lassus, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Tomás Luis de Victoria e William Byrd, scrissero una notevole quantità di musica vocale sacra. Con l'avanzamento del XVI secolo, i compositori di musica sacra e profana si sforzarono sempre più di ricercare una resa musicale commisurata del contenuto emotivo estremo, persino manierato dei testi. Così gettarono le basi per l'era successiva, il barocco.